Guagliù, buonasera, sto in ritardo di un minuto e non è cosa da me, lo sapete che io sono molto puntuale, preciso, però ho fatto un minuto di ritardo perché mi è scordato caricabatteria, come si chiama, caro PC, no? A finire bella e buona rimaneva a Pisa e quindi sono andato un attimo a prenderlo, ma comunque siamo qui, Guagliù. Allora, faccio salutato già e appunto voglio salutare tutte sempre le solite case cadute che mi scrivono tutti il lunedì che mi dicono salutami perché non so se non possono commentare, non so se ci fa segno commentare, non so se perché, vabbè, comunque li saluto subito così ci fanno pensiero. Giacomo Sebillo, veramente un grande, una grande casa caduto che ogni lunedì, fosse un lunedì che non mi dicesse Fabri salutami, tutti i lunedì io saluto Giacomo Sebillo, non si scorda mai questa cosa. Poi c'è sta Valentina Nunneri che invece sta sempre presente nelle live, però stasera sta, quindi è la prima volta che la saluto, quindi entra a far parte della lista delle case cadute, però comunque non è proprio una casa caduta. Poi c'è Simone Russo, Simi Di Pierno, Alfredo Monaco, Luigi D'Alisa e Ciro De Falco, che completano la lista delle case cadute appunto che dovevo salutare. Quindi potremmo passare già ai commenti che state facendo per chi ci sta collegato. Chi ci sta collegato? Ah, ci sta collegato Fulmin Man, ovviamente che se non sbaglio è Salvatore Bellini che saluto, che dice buongiorno a tutti e 9 e mezza sera, vabbè, ma io faccio questi studi, no, io sai che faccio invece, tengo sto difetto, praticamente faccio tutto il contrario come fai tu, io per esempio la sera, la mattina scendo e saluto buonasera, infatti quando posso mettere a ridere, quando insomma non lo faccio apposta, che faccio perché io saluto sempre buonasera, pure perché, cioè, perché ci sta. Fondamentalmente, dopo mezzogiorno, che si faccio all'elementare, quando si ovvero, comunque si dice sempre buonasera, quindi io scendo sempre alla misura, in media, cioè se mi piglio in da un anno, no? A me io scendo sempre dopo mezzogiorno e quindi sarà sto fatto che a me mi fa dice sempre buonasera, perché io scendo sempre alla misura e quindi dico sempre buonasera. Però sto fatto dico pure quando poi scendono la mattina e quindi no la mattina, beh, buonasera, allora ci aspettare, puliamo un sorriso anche da questa cosa, facciamo ridere a prima mattina che ci stai scemo, mi sa che è passata che hai vabbè, comunque chi ci sta più? Salvatore Sorriento che eccolo qua che non sapeva niente ma io, sinceramente ma mi vedo, vi penso che mi dovete vedere perché se mi vedi in schermo ma visto la avrei pure voi, quindi o Salvatore non ci vede pace, cioè può essere che c'è non lo so, comunque Salvatore penso che non ci vedo vabbè comunque poi ci sta più Alessio Scala che saluta Alessio Enigma, un titolare di questa live che dice ben ritrovato Cerrone, si bello aiuto. Alessio anche avrà tendenze omosessuali, vabbè, ma cioè, mi dispiace, non so, dai, non siamo, figuriamoci se su 4 tu, basta che non fai un mociolo omosessuale con me perché io, non ci sarebbe speranza per... Poi c'è sta Daniele Peluso che abita a Firenze, non lo ricordo, buonasera casa Caruto, Cerrone, conto la rovescia, domani si torna a casa a Napoli, fa piacere, ma immagino che tu cioè, stai a Firenze, io mi ricordo sta cosa che tu stai a Firenze, rimane torna a Napoli, mi fa molto piacere per te, ovviamente che tu ti fai una bella magnata, stai mesi di parente, ti pigli un bello caffè, io mi ha svegliato, non vorrei farti schiattare in corpo, tanto rimane turno, quindi come mi un bello caffè, ma proprio fatto bene, che sai, il caffè dopo mangia, dopo cena, è immancabile, è immancabile. Allora, qui ci sta più. Marco Bove, buonasera, grigio signor Cerrone, ma Marco Bove è un grandissimo, a me mi fa morire stasera, cioè ogni tantissimo bel buon scrivo in italiano, forbito, e poi all'improvviso se ne esce uscite frasi tipo felli, cava, che mi fa morire, a me io voglio bene a Marco Bove che mi fa ridere, quando mi scrive messaggi, troppo a Facebook mi fa sempre fare una risata. E lo saluto. Poi ci sta Forza Azzurri che è veramente un grande, ci sta sempre, tutti i rondoni di Forza Azzurri è sempre presente, a me fa molto piacere. E Graziano Chianese che ce l'ha fatta, eccolo qui, perché stai facendo proprio tiro spare, che stasera non diceva che non c'è Steve, forse Steve, vedo di esserci, e io lo vedo e mi fa piacere. Cioè, c'è stasera ti seguo dall'inizio, ma vorrei chiederti una cosa, ma questo fatto dell'ora caruta, la diretta dura un'ora e meno, vabbè che sarà, che dura un'ora, la diretta dura un'ora, quindi fondamentalmente, però mi fa questo ragionamento, perché effettivamente, cioè, questo fatto che mi snura la rete, cioè praticamente è come se fossero le 10 e mezzo, cioè mi sembra o no, è così, non lo so, correggetemi se sbaglio, perché sono sempre stata una casa caruta, un po' passo fatti l'ora alle case, cioè, non è mai capito, non è mai trasungata questa cosa a me l'ora alle case, ma mi manca, hanno messo il cellulare dove praticamente
l'ora legale entra automaticamente nel cellulare, questa cosa qua, meno male. Però io non ci sono abituato, perché infatti domenica tenevo, cioè, eravamo a scendere a fare questa cosa che stiamo facendo, queste interviste di geografia, no? Che stiamo facendo in da questa settimana, e praticamente erano le 9:30 e mi sono svegliato, ha visto gli oggi 9:30, però mi pareva un po' strano, no? Allora ho scritto un bagno, mi ha detto, dici, ma che lo so? Il site Fabri sui l'8 e mezzo, ma c'è l'8 e mezzo, casa c'è 9 e mezzo, l'8 e mezzo, e c'è boh, mo per sicurezza l'ho scritto su Facebook, ci ho detto, voglio, ma che lo so, no, ci ho detto, a Facebook, ci ho detto, qualcuno sicuramente risponde, ci ho detto, ma che lo so, e tu quando scrivono i 9 e mezzo, 9 e mezzo, 9 e mezzo, e ci ho detto, boh, e ci ho detto, boh, allora telefono avrà giù sui 9 e mezzo, e le posso mangiare mio, no, no, Fabri, scusa, non so l'8 e mezzo, ci ho detto, mo si correggerà e dirà pure lui che sono le 9 e mezzo, no, ci ho detto, no, sui 10 e mezzo, me l'ha detto mia mamma, cioè, chissà che si secondo me proprio casa caruto in quantità proprio perché cioè, con 8 e mezzo, 10 e mezzo, chi se ne ragazzi i capi che erano i 9 e mezzo alla fine, però con una certa su fatta a me perché c'è stata casa caruto su ma la prima mattina cazzavo anche io so, e pure la mamma che c'è che erano i 10 e mezzo, ma per un attimo mi fece spaventare perché tenevo appuntamento, siamo ma facciamo tardi, vabbè. Comunque, sulla legale è proprio una cosa assurda. Poi chi ci sta? Dice Daniele Peluso, che è sempre quel ragazzo che sta a dice salutami a mio fratello Domenico, ecco, non lo so, Domenico Peluso, ti saluta e tutto questo. Gameplay, buona Gameplay TV, che pure lui vedo che ci sta sempre con grande piacere, e Gianmarco Gallo. Buonasera Fabrizio, come stai? Io sto bene, Gianmarco, ti ringrazio. Gianmarco è un ragazzo molto educato, cioè, veramente non so perché ti immagino così a te, non lo so, che ogni tanto ci sentiamo su Facebook e mi pare sempre un guaglione, non so quanti anni tu abbia Gianmarco e cosa, però mi pare un guaglione, ti immagino come un ragazzo molto educato, perché voglio, è bello quando uno è educato, scrive sempre con una certa così, non come me che sono una casa caruta, però tu scrivi sempre in italiano, bello, così, non sai come fai a seguire a me che parla napoletano, che sono tutte a così, che male parla. Invece tu sei una persona molto educata, a me fa piacere pure perché non avrai chissà quanti anni, se sino guaglione, non so, sei piccolo, però mi fa piacere, è sempre bello vedere persone educate. Valentina Catanzaro, buonasera a tutti, grande Valentina da Crotone, la nostra crotonese, la nostra calabrese Valentina che ci segue sempre con piacere, a noi ci fa piacere perché ovviamente ci fa piacere, ci mandiamo un bacio. Ehm, allora, poi chi ci sta più? Chi ci sta più? C'è la novità, perché poi leggo, ecco qua, Antonio Fusco dice, bello Cero, ecco i Vandellas, allora, tengo una novità da dirvi, in questi giorni parecchi voi mi scrivevano su Fatti di Vandellas, come sempre, ogni tanto me lo domandavate come è giusto che sia, perché giustamente immagino a sapere, ecco, e invece, manca a fare l'apposta, ieri mi ha scritto Daniele, mi pare che si chiama così, Daniele De Vandellas, mo sbagliato, si dovrebbe chiamare così, ha scritto, vabbè, ciao, proprio complimenti, cose, che avete vinto il concorso, mi fa piacere, e mi dai il tuo indirizzo e il tuo numero di telefono, che già la seconda volta come chiedono questa cosa, il numero di telefono e l'indirizzo, e ci ha girato, no, e poi oggi mi ha scritto una volta, infatti che si voleva fare fotografie, come faccio a credere, no? Voi sapete, chi mi segue sa che io faccio fare screen, no, ma ho sbagliato una volta a fare uno screen, non so come è uscito, per mettere tutto sbagliato, evidentemente comunque involontariamente fece uno screen, ma non ci faccio già mi ha scordato come fa. Comunque lui fa una di quelle mie foto, il mio cellulare e faccio la fotografia vicino al computer, questo è il mio modo di fare gli screen e volevo farvi vedere questa cosa, approfitto di quella là. Comunque, sempre su Daniele Vandella, Street Fabri, spiegavo sempre complimenti e cosa faccio, c'è un telefono e ha detto no, poi mi mandiamo il premio a casa, e poi non so che fatto come hanno mandato un premio, io non che se ne sapevo questa cioè si vinceva anche un premio, oltre che a fare il video con loro, e poi ci facciamo sapere per come organizzarci per la collaborazione e per la pubblicità, che sta scittissima, questo io vi dico, quindi boh, comunque stanno fatte sentire, quindi si stanno facendo sentire, però oggi ancora non si capisce la data o i video che fa ancora, però comunque si stanno comunque facendo sentire, poi non so cioè, quando faccio questo video, comunque, spero prima possibile. Io vi tengo aggiornati perché questo è il minimo che posso fare. Questo oggi approfittate per rispondere alla domanda di Antonio Fusco e Antonio Menillo, buonasera a todos, pure spagnoleggiando questa sera Antonio Menillo che saluta tutti voi noi salutiamo lei. Ritardo di un minuto, effettivamente è vero, ho fatto ritardo, ma
ha spiegato, ho fatto la batteria. Ero sta un minuto indietro, dice Riuz 4 che Alfredo Sozio, buonasera, sono tornato. Alfredo che veramente mancava da una vita. Alfredo, veramente che fine hai fatto? Alfredo, spiegaci dove sei stato, sei stato fuori, sei chiuso a fare un viaggio, non lo so. Comunque, piacere che sei ritornato yes, yes, poi ci stai più. Gameplay TV, stanno facendo tutti gli YouTubers questa sfida, quella di cercare il loro nome, show Fabrizio Cerone su Google e vedere cosa gli esce del video, perché non lo fai anche tu. Ma io l'ho fatto già, ti dirò, in che se ne sapevi questa cosa stavano facendo gli youtuber, però io l'ho già fatto già, allora, cioè, a me all'epoca, più facile già si fa, perché per chi di noi non si cerca su Google, secondo me è una cosa che che uno fa, però non dice, però io mi sono cercato anni fa su Google e mi usciva sempre su Aglione, che ha lo stesso nome, mi si chiama Fabrizio Cerrone, e su Aglione fa una scuola di danza, fa danza, e uscivano i video di chissà, allora dice, ma esce la puttana, io dice, ma che cacchio, uno va a cercare, no, ma esce chissà che balla, ma se sta a casa con chi? Ah, tu faccio ballare, ma chi cazzo stava a ballare, cioè, però dopo chi vedeva che poi non ero io. Invece mo, per esempio si scrive Fabrizio Cerone, ha visto che l'ha già superato, nel motore di ricerca ho superato lui, questo Fabrizio Cerone che fa ballo e danza e tutto di sapere, esce qualcosa tipo qualche video, non mi ricordo, non lo so cazzo, comunque esce qualcosa un mese, sicuramente non mi ricordo, comunque già l'ha fatto sta cosa. E poi Anthony Fortici tengo un ricordo brutto lui, perché là avevo cominciato a fare le battute mongo, e sono partite una dietro all'altra, quindi spero che stasera non partono più quelle battute. Chi è? Angelo Di Nicco, ciao Fabrizio Angelo, mi saluta. Marco Bove, azz ti mise sta felpa viola, ti ricordi di tempo bello di live senza maglia e con l'infradite, guarda, non può dire Marco Dio perché io soffro proprio, cioè non è che soffro freddo, a me me ne fotto proprio, la verità. Però nel senso che cioè, l'estate è sempre l'estate, per carità, io col tempo sto amando un po' di più l'inverno, perché l'inverno comunque ha i suoi lati positivi, comunque tu metti sotto la coperta, cioè, è bello, parliamoci di chi lo vuole sotto a chi lo cioè, sotto a chi la, come si chiama, la coperta, no? O piumone, o primo pigli proprio fuoco, no? C'ha il suo fascino, pure quando è a casa, la sera, no? La televisione, cose, è fatto bene. Però l'estate voglio poi nata musica proprio, cioè senza maglietta, cioè, no, camutando, però con caso un cielo, con l'infradito, cioè poi con l'infradito a me voglio tutto, ma non l'infradito, perché il fatto che tu devi mettere le scarpe, a me faccio raccontare, adesso, il fatto che a me proprio mi sono pigra, allora mettere l'infradito boh, e scendere tutto proprio, invece che là, tu lascia, è una cosa molto triste, vabbè, ma aspetta ancora, per l'estate ci vorrà ancora tempo, mo è fannuto e quindi comunque la girata pure stamattina c'era un bel sole, infatti ma ci sono una mezz'ora fuori qualcuno più sole, mi concedo sempre durante la giornata una mezz'ora, quando torno, troppo mangiare metto bello fuori un barcone, poi metto a piano pochi sole, perché il sole ti ricarica, a me mi ricarica, mi dà l'energia. Poi Marco Parmentola, buonasera Fabri, grande Marco, ti saluto anche lui sempre presente. Salvo Sibillo, io Salvo Sibillo saluto a tutti, non solo a me, Salvo Sibillo che ci siamo visti sabato e domenica, se no ci siamo visti pure alla Mostra d'Oltremare proprio per fare quelle interviste che stiamo facendo. Daniele Veluso, saluto a mio fratello, salutato. Fabio e Matte, ciao Fabrizio, salutami, sono Fabio Zinco, ciao Fabio, mi ricordo di te, mi ricordo il nome pure un po' a Facebook più là. E sta. Allora, sta cosa qui, oh, grande, Sung Pep, fratello Fabrizio Grande, ciao Peppe Buonocore, voglio Peppe Buonocore che è un grande mio amico che ha fatto, fra poco che abbiamo fatto insieme, con Peppe Buonocore ci ha fatto, in realtà Peppe è un cantante, se non lo conoscete andate a trovare su Peppe Buonocore, si chiama qua a Facebook, tiene pure un canale YouTube, si chiama Sung Peppe, ma lo vedete qua nei commenti. E Peppe è bravo, suona la chitarra, è bravissimo, voglio in campo, ecco, ma ha chiamato fa proprio fa su video con me, cioè il primo video che lui sta facendo, e poi ci fa questa parte che a titolo veramente amichevole, questo che cioè, una parte no seria, però un po' vedrete questo video, praticamente sta guaglione, sto tutta i love you, sta guaglione, poi belle voci appiccicate, poi mi chiamo Rupacca, guaglione, poi ve lo vedrete questo video che abbiamo fatto con Peppe, che è più risato che abbiamo fatto, che
che lo vidi in tutta onestà, però vabbè, comunque si diverte, è stata una bella esperienza. E Rachele Elena Protano, buonasera Ceru, stasera sono una delle prime, ma Frank e Cerone Quiz ha incontrato sul caso Caruto? No. Allora, grazie Rachele, intanto ti saluto, grazie per questa domanda perché è una domanda molto lecita, nel senso che ovviamente noi, cioè, noi abbiamo a fare ridere, no? In dei video abbiamo a fare ridere, non è che abbiamo a fare chiacchiere oppure abbiamo a fare cose, quindi abbiamo preso comunque le parti più, diciamo, più casa caruto, no? Mo e quindi abbiamo montato questi video con figli e errori, tutte le cose. Però ovviamente ci sta pure chi ha risposto bene, perché non è che sono tutte case caruto, perché veramente no, cioè, ma proprio appicciato una fiamma, no, invece non è così, ci sono stati anche chi ha risposto bene. Infatti tra domani e dopodomani esce un video, lo dico a voi perché voglio bene, oramai poi siamo pochi intimi in questa live, unica, e quindi a voi ve lo posso dire, praticamente esce un video con la, come si dice, con la riscossa di questi che hanno sbagliato le risposte, che invece a qualche domanda hanno risposto bene. E quindi esce un video praticamente e facciamo un po' lui pacca la faccia, ha detto proprio in napoletano proprio fa capire la situazione. E quindi uscirà questo video fra pochi giorni. Anthony Forti, diciamo, fa paura quando Cero, mi dovevi salutare all'inizio e te l'avevo detto su Facebook, me lo Anthony, ma quando mai visto? Io guardi, figurati, quando qualcuno mi dice salutami oggi sulla live, io lo scrivo qua, tengo, cioè qua, lo scrivo a Roma Capita, no, però oggi l'ho scritto qua, questo poi, quindi non me l'ho detto, perché sennò io me l'avessi scritto quando me l'ho detto, non lo so, io prendo quelli di oggi e tutti i segni qui. Ma Andonico, ma che ci vuoi passare su YouTube, basta che tu scrivi alla fine io ti saluto, non è proprio. Poi Diego Marino, sì bello, c'ero grande Diego. Diego è un po' che non ci incontriamo in strada, di solito ci incontriamo sempre in messaggio, è un po' che non ti incontro, che spiegano perché di solito se tu mi segui, non lo so, invece per pianura, invece, no, comunque ci incontreremo, Diego, ci incontreremo. Arossa. Rossandro, Carlo Cozzolino, che fine hanno fatto i Pandella? Stiamo magici, Carlo Cozzolino, tu ti sarai collegato ora come una grande casa caruta che si rispetti, ma fatta a breve live quando finirà e così ti arriverà quello che ho detto su oggi 10 minuti, oggi parlo di Pandella, Gianni Omega, buonasera Fabri, grande Gianni, ti saluta Alessio Enigma, ti saluta mio fratello Vincenzo Perrotto, ciao Vincenzo Perrotto, cioè Alessio Enigma e fratello si chiama Vincenzo Perrotto, questo vabbè, si deve fratellare, non so che cazzo si fa. Mauro Parchetta, ciao, c'è un saluto sempre da Roma, qua a quest'ora siamo in ritiro di studio, in ritiro di studio all'università, ma te lo sei visto che fuorinevica, qua dicono che è chiapoca. Allora, Mauro, io ti saluto innanzitutto che sei a Roma e tutto questo, però no, io e fuorinevica un film Magis, ma non ho intenzione di andarmelo a vedere, ma pure perché i Magis già, come si chiama là, è fuorinevica Magis, cioè, fuorinevica, beh, è un film, è una cosa di teatro vecchia di Salemme che poi ci ha fatto film, quindi ci usaccio, a fare la verità, ha detto però per carità, è molto bello, fa ridere, mi piace, però c'è un po' ci usaccio, a fare. Però no, è bello, cioè, me lo ricordo molto bello, cioè erano Salem, come si chiama, Pucci Rosso e chi là, la Paone, non mi ricordo come si chiama, comunque è bellissimo, i Magis, no, a teatro no, ma Magis su, magari su DVD all'epoca, ecco, era molto bello, se non l'hai mai visto, fatti la questo ho già te l'hai visto, cazzo, vabbè, perché è sempre stato. Versione cinematografica non so cosa possa cambiare, ma penso che è sempre la stessa cosa. Chi è Maro? Alessio Enigma, preferisci più Dragon Ball o One Piece? Allora, innanzitutto a me Dragon Ball mi è piaciuto, proprio scusate se si qualcuno sta dicendo a casa, ma a me Dragon Ball mi è mai trasuto in capo, a me mi ha da parlare di Simpson, mi ha da parlare di Futurama, mi ha da parlare di Griffin, mi ha da parlare di Chissà, ma Dragon Ball oggi non è mai, non lo so, ma mi appassiona. La sigla mi piace, perché quando fa la sigla io non giro perché mi sento la canzone, ecco, farò per giro perché mi voglio sentire. Ecco, poi One Piece ne dice per 10, scusa, perdona la mia ignoranza, non lo so, ma può essere qualcuno famoso, che adesso col gruppo non lo so, che non lo so, One Piece, che comunque fammi sapere. Fabrizio Buonasera, sta possibile, la salutate già. Ok, a me ci ha toccato un commento. Andiamo un po', a già ci sta Virgilia, aspettiamo la becca Virgilia. Ecco, H, poi Virgilia, ciao grande amico mio, ogni tanto penso che ti voglio scrivere per darà un poco fastidio, ma esce sempre che cosa la fa.
ma troverò il tempo, ti voglio bene, ricordati, e mi saluta con 3 baci, 1, 2 e 3 baci per te, ma tu, Vigi, non mi caga mai, guarda, non ti preoccupa, cioè no, no, mi fastidio, non cioè non mi dai mai fastidio, basta che mi scrivi quando vuoi, sai, per me è solo un piacere rispondere. Quello illegale, stavo facendo Gigi Proietti, poi parrai uno, poi mi ha già ributtato i ceroni ed eccomi qua, questo è proprio da, cioè, questo è proprio da onore, proprio, cioè, mi preferisco da una casa caruta come me, a posto di Gigi Proietti, voglio dire, questo, cioè, io potessi pure chiudere qui la mia carriera di YouTube, perché cioè, proprio questo è il miglior complimento che mi sia stato mai fatto, ma poi Gigi Proietti che cosa ci sta facendo, perché poco film, poi Gigi Proietti è un grande, comunque, un grande, Gigi Proietti veramente è un grande, tu stai facendo proprio picchiarino, lo so, poi forse un film là, stai facendo, ma non so, comunque è forte Gigi Proietti. Io quando penso a Gigi Proietti penso sempre a Febbre da Cavallo, di un grande film che tutti penso che conosciamo, e qui. Poi Carmine Migliaccio, buonasera, Ciro Carmine, ma tu che cancelli stasera, mo c'è stai, poi non lo so, non ti capisci a te. Pure è ritornato Carmine Migliaccio che stasera doveva stare in live con noi, però proprio mai cancelli più, quindi mi faceva piacere se c'era, comunque anche il prossimo video non ci sta problema, noi stiamo qua. Allora, gameplay tipo oggi la professoressa mia ha sbagliato a scrivere sulla lavagna e io ci ha già fatto accorgersi, ma toccate pure Steve Nazza e addirittura vicino alla professoressa Casacaru, penso che la professoressa ti pigliava a calcio un credo, comunque vabbè. Aspetta, sono più un attimo sono più troppo annanzi, scusate ho saltato dei commenti che ovviamente va a finire troppo la riunione di stemma e ci facciamo pure tu, cazzo un bei commenti, ma ci sono proprio una cifra, li vedo che stanno qua, eccoli qua. Michelangelo Giordano, ciao Fabri, ben trovato, ciao grandissimo, eccolo qua, ma chi sta sente Fried, chi sta così, invece aspetta, no, ecco qua. Daniele Peruso, no, ci stanno a parlare da te, non è vero. Valentina Catanzaro, zio Fabio, ti spiego, ti spiego io come si fa lo screen, devi premere il tasto di blocco insieme al tasto centrale del telefono. Ma allora, a parole, io ti ringrazio innanzitutto che mi vuoi spiegare questa cosa perché non sei la prima che me lo spiega, ma pure altre. Solo con il telefono è una mezza latrina, io non te lo so spiegare perché io faccio questo fattiaggio, capito come si fa? Si preme questo, con il bottone questo qua e poi si preme questo qua. Ok, fino a qua ci siamo. Cioè, uno paradossalmente dice, oh, qua invece chi ci faccio? Allora, prima questo contemporaneamente, oppure mi pare che prima questo e poi qui, una cosa. Io ci aggiungo in tutti e due i modi, però voglio dire, è complicato. Una è scema, o sono ipocrita, però ci ho provato, comunque dico, oh, a cazzo per tutto, gli faccio screen a me, ma mi metto a così bella che faccio la fotografia là vicino, ma posso vedere, certo lo screen è più bello, è più nitida, però pure la fotografia, ma vicino a tutto. Anthony Portici, Fabri stasera niente battute squallide, ti ho sognato ieri che io ti raccontavo una centinaia di battute e tu ti scompisciavi dalla risata, ma era proprio tu, perché veramente i battutori sono proprio, mamma mia, guarda, meglio non ricorda. Gabriella Cozzolino, buonasera Ciro, hai cambiato stanza, un saluto da Gabri e Sebbi, grazie Gabriele, ti saluto, sì effettivamente ho cambiato stanza, perché se sono là, allora sai che non mi senti parlare, ci stai scemo, che ho cambiato proprio stanza così, capo sono mi è scese, ha cagato su cazzo, però comunque si sta bene questa sta. Daniele Peruso, bene Carlino da te e te por a fuggire a Margellina, ci capito? Questa cosa qua proprio, cioè, mi fa fare fuggire a Margellina con Carlino, ma sarebbe un grande onore per me. Fabri un po' la scuola, un po' il PC rotto e sono mancato, mi dispiace questa cosa. La scuola, sì, io vedo che la scuola va da bot, che a scuola poi ora una botta in fronte. Infatti in estate eravate molto più, cioè i guaglioni state proprio in libertà, no? Ovviamente, però poi quando ha cominciato a scuola ammazzati, io me ne rendo conto perché purtroppo è una galera a scuola, giustamente a scuola, è come una fatica, cioè tu la mattina, torno pomeriggio, poi studiamo, poi pensieri, scimmie i web, quindi io mi rendo conto, sono stato pure a scuola, quindi lo so, è brutto. Cioè, Antonio Manillo, Cero, mi sono appena cercata su Google e se vai a vedere esce anche una tua foto, addirittura, cioè tu scrivi Antonio Manillo c'è la fotografia mia, hai capito un po' che esce un raduno, non lo so, la foto del raduno magari, qualcosa figura tu. Allora, Michelangelo Giordano, YouTube talmente cavanagliata che mi sa che è rimasto cultura solare. Effettivamente è vero che è molto lento, i commenti sono molto lenti, arrivano al quarto, quindi è probabile, ma era così pure prima l'ora legale, non è che
è sempre stata una mesa a botte, una mesa. Poi la cufetta Raffaella De Fazio, buonasera Fabri, buona live, grazie Raffaella che pure lei ci segue quando può, da Bolzano, e mica a Cadrera, su qua, c'è Bolzano che non è proprio qua di. Aishak 1996, ehi Ceruto, per raduno stai continuando a guidare? No, sinceramente no, perché io voglio la città, a me mi piace guidare, non è una cosa che, a parte non è che sì, io ho detto, tenessi pure la possibilità con un compagno di mi dice, non barà mai che niente, voglio ricordare. Adesso è stato gameplay TV, mi puoi salutare, mi chiamo Gerardo Please, penso che Please sta per favore, penso che non è un nome, comunque ti saluto Gerardo. Adesso Salvo Sibillo, oggi perso un Super Santos, tu non sai niente, a poter sapere che Salvo Sibillo, come ho detto prima, mi è venuto a trovare sabato e domenica alla Mostra d'Oltremare. È successa una cosa un po' triste, diciamo, questa domenica è successa. Praticamente siamo di guaglio in cielo, no? Voglio ma che fatemi, quando mi ricordo mi sconvolge perché sono rimasto troppo male. Se tu dici stiamo quando, no, se tu cazzo lo di guaglio ci dici, no, vuoi cancellare la Mostra d'Oltremare. Allora io, sai come fanno i guaglio, cioè, come, ha detto io, oh, tio, fammi fare un tiro, no? Quando tiro pallone ovviamente uno si esalta, fammi fare un tiro, comunque piglio il suo non mi passo pallone, ma che mai fatto? No, me lo pallone, io lo posiziono, pigliare in corsa per fare una punizione, no? Volevo dire, di grandi case che ha avuto i compagni mica mi guardavano che mi appastavano, perché quella è stata quella, mi hanno appastato malamente, ha giocato un tiro, il pallone gli va a finire in coppa, come faccio a fare? Su della Samus, sta un muro, comunque è inspiegabile sta cosa, come gli ha finito proprio coppa un muro, e non è sceso, ma ero la settimana, ci ha avuto un tiro, quando ha finito la coppa, mi sono mortificato perché i guaglioni avranno pensato, mamma mia, questa è proprio una latrice, è proprio una casa che ha avuto, ma di dimensioni proprio, diciamo, proprio, non lo so, infinite. Oh, tu hai ma da che sono proprio mortificati, poi sono pisceriti, si vogliono, ma sempre tutti educati, non è che ti ha tutta la bocca, no, erano proprio educati, erano proprio veramente guaglioni che erano, sapete, no, vanno a scuola, poi erano scesi a domenica giusto per fare i dire, cose in una casa, guaglio, ma da che sono rimasto proprio mortificato, tu voglio, ma da che siete pure sfortunati perché ci sono attuanti chiusi ovviamente i rumeni che è pomeriggio a chi cazzo riuscivo a cattare io valore si viene a cattare valore no però siamo attuanti chiusi a riuscivo a cattare scuola a città poi ma cioè ci subito pure a vedere si trova qualcuno che valore ma siamo attuanti chiusi ovviamente non c'è già di 5 euro cioè a parte 5 euro ci fai più che non posso fare perché comunque è dispiaciuto passare ma ne pure riconosciuto ma tu che fai video hai più ancora più figure di me a dire come sanno a ricordare no? Comunque, salvo Sibillo, ti ringrazio per avermi ricordato questa cosa triste di dove. Valerio Baldanza, ma saluto certo grande, grande Valerio Baldanza, come no, che ti saluto molto volentieri. Adesso chissà, c'era Antonio Larana, addirittura, Masti di Pa. C'erano le tue battute equivalgono ad un taglio di vene, addirittura, cioè, a me fanno schifo, è un suicidio, diciamo, a parte che io di battute non sto facendo, non so, riesci a farci i tutti questi battute, non le sto facendo queste battute. Se si sente quello che fa, chi sta andando i forti, cioè, forse non ci sei stato nell'altra live. Vabbè, comunque, andò la rana, voi Fabri sei un grande, e ricorda, amici non tocca una palla, manca, si fa il bidesi. Questa è una grande massima che anzi io chiamai anche, cioè, grazie a un ragazzo che mi fece propose questo titolo, io chiamai una live proprio così, perché ovviamente Michu è proprio una grande casa caruta e questo si sa. Adesso, magari questi codici, veramente, magari questi codici, questi codici più trend, asterisco 39. Pio Palmieri, buonasera Fabrizio, grande Pio Palmieri. Pio Palmieri aveva detto che sa di parola, aveva detto che c'era stasera, ci sarebbe stato ed eccolo qui live. Una persona di parola e lo ringrazio. Allora, aspetta, voglio sbloccare altri commenti e andiamo a vedere. Adesso, stato Marco Bove, ma con me c'è stasera più leonessa e più selvaggia, riprendendo le frasi di Comorro, voglio aiuto in capo, ovviamente Comorro è sciuto tre, ma aiuto in capo pure a me, fatto mamma, sì, tappo, cioè, perché già come al solito sono stati grandi, penso che l'avete visto gli effetti di Comorra sulla gente 3, se non ve l'avete visto ad averla a vedere perché è stupendo come al solito, ma stavolta sono stato proprio bravo, voglio giocare perché il terzo video non era facile da fare, invece l'hanno fatto e comunque
e comunque fa ridere come il secondo, come il primo. Allora, so, Daniele Peruso, chi si è fatto tra lavagna, chissà, cioè, Salvatore Stiletti, cerco dammi uno spunto per un video di imitazioni. Allora, Salvatore Stiletti, per chi non lo sapesse, è un ragazzo molto bravo che fa delle imitazioni, potete andare a vedere sul suo canale Salvatore Stiletti, ecco, uno spunto per un'imitazione, Salvatore, a chi può fare? Ah, sai chi può fare? Mo tu dici, può fare il presidente della Sampdoria, personaggio del momento, il presidente della Sampdoria che non mi ricordo come si chiama, mannaggia, poi, aiutatemi pure, non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque sai sicuramente, non mi ricordo come si chiama, Moreno Ferrari, comunque il presidente della Sampdoria, Sabato, se lo sai, se riesci a studiartelo, no? Per imitarlo, secondo me ti diverte perché è un dio personaggio, presidente della Sampdoria. Chi qualcuno sta scrivendo a Facebook, io non capisco, cioè non posso aprire perché non capisco, si mette a leggere i commenti a Facebook, non capisco niente più. Quindi li leggerò solo su YouTube, non mi ricordo, li leggerò, poi vi rispondo sempre, dico scusate, ma io sto leggendo, ma non posso leggere più commenti, perché veramente diventa difficile. Allora, Diego Marino, c'ero tarantelle lavorative in quel di Casavatore che mi impediscono di essere il tuo stalker. Sì, ma l'hai capito, quando non dovevi che mi sapevi significa tu stai no, tarantella lavorativa, io lo sapevo, sapevo che tu l'avessi detto perché effettivamente è così. Comunque, spero che le risolva queste due tarantelle. Daniele Peluso, c'ero ieri, mi hanno detto vieni a prendere un caffè, io ci sono andato, bello e buono, soprattutto lì dove all'inizio voleva 18 euro, ha detto che ti prendi, tu Daniele Peluso, forse tu me l'hai raccontato questa cosa qua, due caffè 18 euro, questa cosa che te ne si fiuta, mi pare che me l'hai raccontata con Facebook. Ma serio, frate, con 18 euro buttavo pure a nota, ma serio, l'hai scritto tu questa cosa, è vera. Manu Sabato c'è rimasti in live di prima a prima. No, la live non è una cosa che si prepara, una appiccica un computer e poi video ma che cazzo stai dicendo? Leggi i commenti che arrivano live, quindi non si può preparare come faccio. Allora, Gabriela Cozzolino, ce lo si chiama Casa Grande, no Casa Caruso. Ma in Casa, un film di Salem che stai collegato. Non so, c'è sta pure Casa Grande nel film di Salem, effettivamente. Salvo Sibilo, comunque ti saluta anche Maria del Volantinaggio. Salutamela, che infatti oggi Maria mi ha chiesto, ma con quale canale, la domanda classica che mi fanno tutti quanti, su quale canale? No, sul canale YouTube perché quasi comunque saluta a me, la Maria, non voglio arrestare. Pietro Pirozzi, Cielo, non ti piace Dragon Ball, ti sei proclamato ufficialmente re delle case cadute. Guarda, io sono sempre stato re delle case cadute, non è che mi sto proclamando ora, quindi è inutile che fare. Allora, Pietro Pirozzi. Ui, Gennaro Peranio, grande Gennaro, buonasera, Frischezzi, come sempre qui presente, grande Gennaro, Gennaro voglio bene, non sai, e ti ringrazio. Alessio Nico, mi vorrei fare una foto con te. Ma quando cioè, prima mi sai, cioè, oramai sono diventato anche uno abbastanza esperto del selfie, di carità. Cioè, quando capita che qualcuno fa una fotografia, io comunque mi sono imparato, no, carissimo, a parte che prima ne sapevo fare proprio, io facevo per sotto, no, da sotto, allora da sotto, chi di voi ben lo sa, praticamente è un mascellone, no, che io già ho un po' il mascellone, poi figurati mi piglio per sotto, a questi mi hanno fascino i mascelloni, allora, cioè, all'inizio si faceva film traumatizzavano proprio, dici, ma che c'è, anche se me ne chiaro, poi vedendo gli altri che si fanno i film, ho studiato un po' come i meccanismi del selfie, si fa no? Allora, perché ti guardi un po' soprattutto le ragazze che sono esperte, allora, a giocare si mette da sopra, no? Con i telefoni si mette da sopra ed effettivamente da sopra chiappi certi luci, chiappi certi fatti che comunque pare che sta un po' come processo, no? Quindi comunque quando acchiappa qualcuno fa una foto, io dico, aspetta, il telefono immobili e metti che se poi c'è ma proprio e di solito diciamo, diventa accettabile la foto. Quindi quando c'è sarà un piacere di prenderò il tuo telefono e mi ci faremo un selfie perché oramai sono una esperta. Allora, questo si chiama così, questo è un grande, questa sera ha spaccato, questo si chiama così, ve lo giuro, all'Anemechida Mort, cioè così si chiama, io giuro papà di Sascioca, andate a vedere come. C'era un saluto a Peppe Ventura, pianurese anche io si grande, ma sei un grande tu perché cioè, cioè proprio staccate all'Anem Ikita Mort, cioè, per lì, cioè, pare quasi un uomo vero, cioè tu così lo leggi, pare quasi che è vero, invece poi è bello,
poi ci dice che ovvero c'è, ci dice, no, guarda, ovvero, no. Sarebbe bello chiamarsi all'anime di Mosè. Allora, non lo so. Danile Peluso, io sono andato a vederlo mentre lo stavo guardando, un ragazzo dietro gridava chi è morta, ecco, c'era sempre collegato a, forse era proprio questo guaglione che si chiama l'anime di morte, che era lui che grida. Manu Sabato, ma già appena venuto e vedete Walking Dead, tu sai, allora, il Walking Dead, proprio guardi sotto una casa caduta, qui lo dimostrerò, io purtroppo non avendo Sky e sti polli cazzo che si cose fanno coppa a sti canale, non me l'hai mai visto voglio Walking Dead. E questa è una cosa che a me un po' come... Perché poi tu quando ne parlo, vedo che ne parlate, soprattutto per Facebook, se ne parla, ecco, e io voglio un sussato cazzi muri. E infatti ieri poi a mia moglie, ci voglio, c'è ma scarica su cazzi Walking Dead, perché me la già vedo, perché dicono che è bello, è una cosa fenomenale, prendere. Vabbè, ma io sono uno che cose si vede sempre a Roppen Ann, con i Burgo Morra, ma magis un mese fa, ma non me l'ero mai visto. Faccio sempre questo. Comunque lo vedrò, perché sarà bello. Anthony Forti ci chiama qualcosa su Omegle, si potrebbe fare un'altra volta, hai ragione. Anthony, io mi scordo sempre questa cosa su Omegle, che pure qualcuno ma l'ha su fatti già l'ha fatto una volta, non sono più divertita, però è da rifare, l'ha già rifatta volta, è vero, è vero. Forse caso mi faccio un primo, lo so, ecco qua. Nicola Monda, c'è sta grande Nicola Monda, ti saluto perché Nicola non è venuto un poco da se sono rifatto un poco da ma non sta sempre. Graziano Chianese, ma sì, Pappo è questa cosa mi ha fatto uscire sotto nel video del genere. Forza Azzurri, c'è non mi fa via collera, io ti seguo sempre, ma soddisfazione leggere e cazzo dei commenti mi, che casa caruto così, mamma guarda, no, ma io guarda, Forza Azzurri, guarda, io leggo sempre i commenti, cioè, che se commenti mi è arrivato tu, io questo sto leggendo, i commenti, insomma, voglio un sapo che fa, ma no, che non leggo proprio, non è qui. Carmine Migliaccio, Cerro, sì, Cerro, stasera non potevo perché tengo la webcam scassata, in azione la già accattata, o sa, ci sono a casa caruto, lo sto facendo io, Carmine mi è anticipato, no, capita che uno della webcam scassata, sai quanti bot non è che la tenevi scassata, i bot non si attiva un po' di prima, chissà da sul computer di mia mamma, no, praticamente non è che la webcam è già attiva, cosa da premere pure un fatto, perché se non si attiva la webcam, infatti stasera i bot si mette la live e dico magari ma vedi come nasce la puttana, e poi mi scordo che c'è prima di tutto, mi fare una telecamera. Carlo Cozzolino, c'era visto un'aula, grande Micio, grande veramente Micio è stato autore di una tripletta, ho saputo che salvo Sibilo, comunque ci penso super tanto tu sei niente nada infierisce, infierisce il nostro salvo Sibilo su questa storia di questo Super Santos che mi ha fatto rimanere troppo male. Milo d'Arco, grande Milo, ritorno. Fabri, so due, hai visto stasera ci sono pure io e mo' ci visto, so due, nel senso che hai saltato il mio saluto, ma non lo hai zumbato, quindi piega, cioè ci stanno, non è che non li vedo, non ci stanno i commenti, voi li scrivete, ma a volte non so per quale magia, vanno a finire in dall'email, quindi se è capito questa cosa, come comunque sono contento che ci sei, Milo d'Arco, che non ci sentimmo parecchio tempo, perché mi ricordo che all'inizio seguivi sempre le live e mi fa piacere che sei ritornato. Allora, Valerio Baldanza, aspetta Valerio, ti vengo a trovare. E mi zumba sempre, no, vale, ma che dai, c'è su una tavola, ci fa sempre stare anello, sto dicendo che non vedi che non è colpa mia, non c'è stata. Tecno Alien, addirittura, fianco a me è un uomo di Neanderthal con le mani nei capelli, a fianco a te stanno Erfa, in una caverna, questo non lo so dove sta, però boh, si commenta possibile. Daniele Peluso, sta TED, voglio sta TED su Italia 1, è un bello film, dico, contro il mio interesse, ma sono andato quanto, però è veramente un bel film, TED, ma giusto già, faccio stasera, vabbè, era fa come potevi vedere, comunque un bel film. Alessio Ruggero, per voi fanata, non so su quale cosa. Aspetta, Pietro Pirozzi, stiamo leggendo, ma a un certo punto ci da premio, eccolo qua. Pietro Pirozzi, viene Carlino da te, ti muovere che tu lo prendi in giro, comunque la facci cazzo ti mette in mano con tu che fai, ma io lo amo, quindi Carlino con me può pure battere, per quando io è un idolo, oramai è diventato uno di famiglia per me, quindi Carlino si può permettere tutto, anzi io sogno di incontrarlo, io veramente ho da fare un video con lui, non lo so, il mio sogno vero è che lui Roberto Carlino fa parte di un video nostro, quindi ho questa ambizione, qua che io ne fa Roma Uminai. Allora, giustamente, Gameplay dice, allora si casa caruto, ma si una palazzina caruto, questo è vero, questo è vero.
Poi Daniele Peluso, ma mo manca a fare la foto. C'ero incontrato Carlino alla stazione, ma non sono riuscito a fargli la foto. E che ci fai? Daniele, ma tu sai che è l'idolo mio. Poi avrei come la faccia, fa una fotografia, cioè, come faccio a tanto, ma mannaggia, ci vado che mi ha fatto la fotografia con Carlino. Che se è una cosa, meglio che mi dicevo. Allora, so, Ui, Ashes Scilla che dovrebbe essere Renegade, correggimi se sbaglio, il grandissimo Renegade che ho visto sabato, ho incontrato da Kebabaro a Piazza del Gesù, ci sta un kebab veramente, voglio, penso che uscito serie A, a parte che io sono proprio patito per i kebab ultimamente, quest'ultimo anno mi sono appassionato ai kebab, sono proprio sfranda, canna proprio ai kebab, e quindi ho incontrato Renegade, lui chiama Renegade, su uno che si chiama Ashes, vedendo subito, purito, no, voglio tenere i ciocci, no, almeno 20, Piccerino, no, voglio metterci però su figli che i tatuaggi, io bravo, fanno quasi finti che i tatuaggi, dicono, ma questa così piccina questi tatuaggi, invece sono veri questi. Allora, Francesco Troiano, ciao, oggi ho passato fuori la migliore agenzia di viaggio, stai proprio, giusto, mi vuoi fare dire futuro, mi vuoi fare questa pubblicità, la facciamo, senza roba. Allora, c'ero stasera, Gabriella Cozzolini, c'ero stasera cosa hai mangiato? No, che mi fai duciato, io ti vorrei poi, no, perché, che ci mangi stasera? Fammi pensare. Il patane, patane con coccos, non mi un secondo mangio queste patane che stasera non ne ho fame, ci metto il patane come a buffa, patane, toilette che patane, non mi ricordo, sì sì bravo, sì, cotolette e patate, però non il patane fritto, il patane a forno, così, toilette così, diciamo poco, poco mai riscassato, sempre come mio solito, a sera, poi non sapere niente. E magari Overca, ma Valentina Catanzaro dice, ma che sono questi oggi che mi escono, mi stanno mandando, ma serie, mi stanno mandando a euro. Esce su cazzi di 39, non so se stanno variando quello per me, perché stanno nascendo asterisco 39, ma esce sempre un po'. Allora, Daniele Peluso, c'ero sabato ci sei per la partita, ma quella partita di Napoli, gioca sabato il Napoli, no? Questo non lo so, sono proprio disinformato in questo. Allora, Milo Darco e giurisprudenza ti ruba un casino di tempo, Fabrizio. Ho 3 esami da preparare e oggi giusto un po' d'aria tra corsi, ricevimento e studio. Me ne rendo conto che all'università ruba un sacco di tempo, anche se io non l'ho mai fatto all'università, quindi condoglianze per questa cosa qua. Allora, Antonio Catone, ciao Cero, grazie a te che ci sei il lunedì, almeno ci fai perdere un'ora in tua compagnia, ma è una cosa reciproca, pure qui mi facile perdere un'ora insieme. Ti saluto dal freddo di Vicenza, me li fa pensare a Gillette freddo di Vicenza, me li fa proprio, ma su per un secondo stavo pure a Vicenza, ecco. Poi ci sono stato a Vicenza, però sono stato fortunato in un periodo che non faceva freddo, però era proprio fredda, proprio come città, era proprio, mamma la madonna, pure tosto, perché poi Vicenza è una città pure carina, però comunque come ci fa capire, ci sono molte terre, allora è umido, cioè è umido, fa proprio tipo ci fa scimmie fritte, proprio infame, no? C'ha quella cosa, quindi vabbè. Comunque salute, figurati, adesso, aspetta, ci pezzo cazzo in bocca, qua. Gabriele Cozzolino, il tuo sogno a cassetto è un'ospitata da Barbara D'Urso, vero mamma? Se la potessi pigliare a pacca, no, una indirienda però, proprio. Cioè, proprio tipo, poi io so solo questo, ma mi mettessi proprio degli anelli appositamente, la pigliavo proprio a pacca, proprio così, boom, cioè proprio, noi pacca così, ma proprio, proprio, proprio indirienda, proprio, sprand massa, proprio, in volo, ma dai, come mi dispone a me che la femmina, mamma mia, guarda, un disappuntamento, ma ti penso anche a voi. La posso usare proprio appena la penso, allora, messaggio Nicola Monda, video in programmazione, Sinaka Sakarunda, ricordo manco che devi mangiare, ma serie? Sì, c'abbiamo video in programmazione di uno in programmazione che a fa, che chissà, l'essimo fa sta settimana, se tutto va bene, speriamo. Stiamo rimandando un sacco di tempo, cazzo lo fa, comunque lo faremo, credo, questa settimana qua e poi penso che già settimana prossima lo potete vedere. Adesso, spesso agenda una cosa, ma che la pezzo. Gameplay TV, Curnuto ci ha fregato l'account a Carmine Migliaccio, lo sai, sì, la Gillette, sta cosa, ma mi sembra che correggimi se sbaglio Carmine, se ci stai seguendo, che mi pare che l'ha risolto sta questione Carmine Migliaccio. Vabbè, questa è una cosa molto triste. Quando la Gillette
mi sono preoccupato che ci fai, come cazzo hanno fatto? Cioè, perché io te lo chiedo se ci stai nelle camere perché mi incuriosisce questa roba, come cazzo hanno fatto questa roba all'account? Cioè, una cosa, cioè, i password, dico, boh, lo so, ma poco a caso, caro, cioè, voglio dire, uno sa roba, che cazzo di roba fa, fammi capire, l'account di YouTube, ma che cazzo, non lo so. Vabbè, per sfregge proprio, perché è una cosa molto gratuita, una cattiveria un po' gratuita. Pietro Pidozzi, e comunque non lo so, ma da qua, ma da qua da me, o se hanno, o tengo sempre annanzi a lui, ah, stu Carlino, non dico che stai raggiungendo i livelli di Barbara, giusto perché ce ne vo e ce ne vo, ma si fa schifo, ma a quel punto però sta sulla buona strada. E beh, effettivamente Carlino, io già ho speso veramente tante parole per Carlino, che ogni 4 ma però è vero, da quando sto un anno, ma pure mi è capitato, da quando sto un anno a suo figlio e buchi, o sempre in dei pubblicitari di trasmissione come vedi io, cioè prima delle trasmissioni, io non mi vedo proprio tantissima televisione, ma vedo che sa, ci di caca, caro, questa fatica, ma vedo con cada trasmissione, su figlio e buchi sponsorizza tutte le trasmissioni che mi vedi io, allora me la faccio schifare, però, perché sta sempre, sta solo di trasmissioni che mi vedi, sta sempre, che può sponsor, allora ti capisci con questa cosa qua. Adesso, la Cozzolino, i codici sono gli apostrofi. Ah, YouTube ha problemi nella codifica. Cioè, quando uno è, c'è sta pure la spiegazione tecnica della cosa. È fatto bene. Pensavo che come si variano golfi, cazzi. Invece sono gli accenti che non codifica. Brava Gabriele, c'è una spiegazione, c'è veramente uno schiaffo morale a noi ignoranti. Allora, ta ta ta, Ah, Pitbull mi ha domandato, so. Nicola Mondo, oh, Pitbull, ah, oh, Pitbull, cioè, nel senso che io non l'ho invitato stasera, perché ci siamo sentiti, ma ci siamo mangi pure scudati, ci Pitbull, ma poi sì, comunque ci siamo sentiti, quindi Pitbull non ci sarà questa sera, poi ci marusano poi, a Pitbull, quando la prossima settimana vi facciamo preparare qualche bella poesia delle sue, aspetta, no, eccolo qua, sì, Nicola Mondo me l'aveva chiesto. Voglio dire un attimo una cosa, scusate, perché mi arrivano un sacco di messaggi qua su cazzo di Facebook, ma io non posso, non posso spostare i cazzi. Eccolo qua, Dario Pisano, dice, puoi fare un saluto al mio caro amico Peppe Ventura, Dario Pisano, sai chissà che cazzo, vabbè, comunque ti saluto, vi ho fatto mettere paura che mi arriva il messaggio una collanata, ma non eri tu, solo tu, comunque ti saluto a te e a Peppe Ventura, adesso, aspetta un attimo, aspetta che ha recuperato dei commenti, faccio un po' a Facebook, aspetta la pagina dei commenti, allora, eccolo qua, allora faccio chiappare, eccolo qua, aspetta un attimo, no, Maronna, ma come già da ora, Antonio Porciussi, cazzi, battuti scemi, Antonio fa, come già da ora, cazzo, se ne facile, mi è cominciato da ora, c'è la capa di sfuggire, ma in capo a me, perché, ecco qua, ACS Scilla, quello di sempre era il tuo kebabaro fisso, allora no, perché quello era uno dei miei primi kebabari, ACS, che ci andavo spesso all'inizio della mia passione, che ho cominciato ad appassionarmi ai kebab, però poi a Giscopre lo fa molto bene, perché veramente fanno bello kebab. Però ci sta pure uno a Piazza Carità, più o meno, no? Piazza Carità, in Dano Vehicle di fronte, Cavagliù, non qui ci stanno lui, ci stanno lui, là, una retanata, posso capire su fenomeno, stanno lui a babbare una retanata. Però il secondo che babbaro, il che sta tradendo in due vicolo, perché io prima non lo so, non ci sono chiuso forza, poi ci sono chiuso e non mi è piaciuto, comunque così secondo gli fanno un kebab fenomenale, però a piadina, che poi per esempio lo a Piazza Gesù lo fa a panino, no? Lo fa proprio fenomenale, ben buono, però chi là a piadina lo fa proprio, poi non so a scazzare quando quazzo, no? Però lo fa proprio bene. E poi c'è andata a Piazza Garibaldi, guagliunate, che è proprio una potenza, però sono più 2 o 3 volte, però una volta guagliunata, che non lo so, ma facette, che babbo, ma che era, cioè, perché tenevo proprio fame, che si proprio allucinato, che tenevo fame, era giorno, erano l'1 e mezza alle 2, comunque io c'è il babbo fenomenale, c'è a greca, ma lo so, ma la Turchia, se ma pensa che poca chilo là, o era per la Turchia, piazza Garibaldi, comunque poi c'è tu e babbo, mondiale proprio, la piazza Garibaldi, non mi ricordo come ci facciamo, si chiama comunque questo qua. Allora, Pietro Pirozzi, Spinogli, allora, Pietro Pirozzi, no, non è il generato infatti Carlino e cose, non è cosa.
Gabriella Cozzolini, Cero ci fai troppo pariare. Non mi fa piacere questa. Marco Bove, l'elenco delle cose che sapere errori in televisione. Tiki Taka, Sport Mediaset, fino a mo' ci siamo. E Simpson, bravissimo. Quando fa Rocky su Vero, che tra parentesi Rocky è cominciato a lo fa, Coppa Iris sta facendo una l'ha scoperto però mentre già Stefano però mo da venerdì mi pare sta facendo perché gli amanti di Rocky il venerdì sera alle 9:10 novembre con Saranato Rocky mo farò di due viene con la gioia di Natale e poi sto continuando a leggere il commento di Marco le Iene bravissime e poi l'altra volta si vedete che il film non ci uscire Coppa Italia 1 chi è su uscire Coppa Italia 1 io l'ho ingarrato tutto quanto Marco però sto fatto un uscire Coppa Italia non la capisci spiega a me perché mi fa così vabbè. Gabriella Cozzolino e devi provare il kebab che ti fa il zazzuso fuori via Claudio tra parentesi stanno su una generazione guagliuna via Claudio se mi sbaglio è in curioso più o meno così però cioè, mi ha spiegato una rossa che mi fa incuriosire pure perché no, e chi in che zone ci capita ogni tanto quindi fa piacere capire Rustato, questi caso me lo vado a assaggiare. Alex TRT, grande Cerumi, puoi salutare quella casa di Davide Abbati? A me si dice, ma chi cazzo, no, è un amico tuo, lo saluto, ciao Davide Abbati, ti saluto. Ho fatto una cosa, infatti Marco Bo, un fucile da Leo, a di cazzo. Comunque andiamo a dire perché hanno che... Daniele Peluso, c'è tu, fammi il pezzo della farfalla, ma fai morire solo una volta. Credo che la farfalla, fatto quando credo che tu stai riferendo, fatto quando stai facendo un video per buona facci la farfalla un gol e io se quasi mi marro c'è io computer che no, poi non cade il computer però qua stiamo calendar che mi cagai su. Allora sta, aspetta, sono rimasti cazzi commento perché ogni tanto non mi fanno in fretta. Aspetta, volevo leggere un commento e niente, l'ho perso. Questo fatto Italia 1, qua, pezzo da farfalla. Ma perché? Ma c'era anche WhatsApp a sinistra, Gameplay TV. Non ne vedo su Guarda Assist, però se so Guarda Assist è perché comunque sta proprio sta la televisione appicciata, però c'ho il volume basso, quindi alla fine non è che sto si può accompagnare, capisci? Forza Giudice ma che fai Halloween? Io mi sta Roberto Gallini, ma ci ha già pensato a sta cosa, ci ha pensato proprio di scrivere uno stato così. Mi lo di parola, ultimamente ci stiamo, non so, cioè gli stati di Roberto Gallini ci stiamo genuinamente. Vabbè, adesso allora, Carlo Cozzolino, programma preferito Cerone e Medizud, no, adesso Medizud, andiamo, ci parlando dei Medizud, a me che poi mai, vabbè, non mi piace Medizud, non mi piace Medizud, e non io che mi piace Medizud, a me piace, anzi, da già diceva, mo, i buoi che sempre, tra l'altro io me lo vedo sempre, mo, l'ultima volta che mi sono visto mi sono divertito, per esempio, non so, di solito non mi faccio divertire questa edizione qua, però invece là d'automatico si è magicetta di risate sono stato molto contento e poi non mi fa ridere perché dici sempre sì sì non ce la faccio cioè tutto coro voglio ridere mi piace tu guaglione come me quindi perché non dovrei però poi mamma invece martedì mi sono divertito però ho i miei preferiti a me di tutti i preferiti miei sono Paolo Caiaz come si chiama un nonno prima faceva morire mo invece sta facendo questo invece si come fare di più e chi ci sta più Paolo Caiazza e poi c'è qualcuno altro non me nemmeno però mi piace Anne che non mi piace quindi, non diciamo Marco Bove Kill che stivo guagliavo che lo film là di giorno là cioè, perché dovete sapere l'altro giorno se Marco Bove questo guaglione che dice Fabio ma che stai facendo? E dice sto super un film in casa Caruto mo c'ho che stivo un guaglione con un film ti diceva non lo segui più perché si capiva quasi si scassi alla resto militare guaglione cioè mi sono cosa un coppa una coscia come superava 10 metri da casa su un'ave comunque visto non scemo su film penso che l'ha visto anche Marco comunque mo mi di cosa sta che cazzo dice cioè, Milo d'Arco Fabrizio ma alla fine poi hai aggiornato la tua webcam ricordi parlando della mia C920 oggi ho provato poi facciamo una videochiamata dopo la live ti faccio vedere come si vede una figata se mi ricordo questa cosa no io l'ho già aggiornata manco cazzo scusa perché quando ci sentivamo praticamente
io c'avevo, cioè, tengo ancora un CS computer con una webcam che ho comprato anni fa, ecco, e infatti mi stavo informando, ma una webcam migliore. Poi, allora sono passato questo computer qua, che questo di computer che non mi ricordo, che è una webcam integrata, quindi la roba mangio tutto quello che si fa tra la webcam, anche se è una cosa che comunque prima o poi ci avrei fatto una spesa, perché a poco mi ha mancato un computer nuovo, quindi diciamo con una webcam integrata, però se si vede CES può essere che ognuno piglia e mi ha fatto troppo bella la webcam. Poi non mi ricordo quella cosa che mi ha mandato tu, me lo so pure visto quel video, praticamente questa webcam molto buona, dove però l'audio non era pure. Comunque poi ci aggiorniamo, questa cosa voglio sapere perché poi mi interessa. Mi ricordo che come si dice, su fatti che la telecamera che tu hai cattato, questa webcam era l'audio che non era proprio il massimo, se non mi sbaglio, vabbè, comunque. Anonym 88F, buonasera a tutti. PS Fabrizio, sei troppo simpatico, ti ringrazio. Anonym si chiama. Pietro Pirozzi, finalmente dopo 6 telefoni ho trovato quello giusto per me, sono al settimo ciclo, che ha specie battuti fatto, però sto prendendo un per te, comunque 6 telefoni, 6 telefoni, apri, la Virgin Vita mi avrà girato 6 telefoni, ma non perché tengo i soldi, perché se, poi ovviamente sti cazzi, dal Motorola, mi ricordo, l'UCS Plus che non so chi si ricorda, vabbè, ci sono 6-7 CS, l'ho ottenuti pure io. Voglio leggere di commenti che come subito a perdere a finire mi ci imparo. Aspetta, no, mi devo la Giulietta. Gameplay TV, mannaggia puttana. Ti immagino tutto questo da Carlina, pure Cristina arrabbiata attorno sotto druga, con la foto che mettete, come si chiama, Roberto Carlini che si sta mangiando tutto druga, dopo Cristina, chissà chi cazzo, ma non mi ricordo, ma qualcuno mi ha mandato questa fotografia che veramente mi faceva morire perché perché là, se uno a fianco guardava come si mangia una merda, non so, comunque lo guardava strano, questa fotografia come faceva già fare la faccia uguale di Roberto Carlini, ma questa foto faceva. Vabbè, con Forza Azzurri, ma tu sei il numero uno dei youtuber che ci fai pari, organizzi incontri per vederci tutti quanti, ogni lunedì live e ci fai sempre ridere, però il live subito passa, ma hai ragione, è vero, oggi già sono le 22:28, effettivamente, ovvero, è un'ora che passa, ma io penso che mo, no, poco, ma cioè, quando si sta, ma io dico in primis, cioè, io sono proprio, mi piace, mi fa sta cosa la live, è una cosa, è una delle cose più belle che YouTube ti permette di fare, perché, boh, non so, cioè, ma che cazzo, è una cosa molto, a me piace, no? Per un momento proprio in oretta di spassionata, che uno parla così vicino al computer, così legge quello che scrivete, no? In tempo reale, cibo reale più o meno, cioè, a 5 minuti arriva, però è una cosa comunque bella, ovvero, e subito passa, e subito passa. Di solito quando le cose sono belle, che cazzo, ecco, il tempo subito passa. Quando invece quando tu un po' cazzo si fa una cosa, il tempo non passa mai. Tipo scuola, no? Ma voglio proprio infierire su di voi che rimane mattina da scuola, ecco, il fatto che non passano il tempo, quando di 5 minuti di faccia che non passano, anche là, come dico, mamma mia, che ti ricordo? Allora, Gabriella Cozzolino, ma dallo 23 proprio bene travestito da Gallini, ma ci sto pensando, sta facendo mica capato. Cioè, se esisto, questo mi Roberto, magari con un micio in mano, anzi, proprio, cioè, proprio completamente bello questo, cioè, come si chiama, Carlino con un micio, con un gatto che capi micio, sarebbe il top, è vero. Benedetto Andretta, c'è come può salutare, ecco, mo, bene, ti saluto proprio in estremis, proprio l'ultimo minuto di live, ehm, ti saluto. Arrosta, sto leggendo un momento che poi scappa. Ah, allora, Milo Darko, dopo ti faccio vedere come si vede, è pulito per il problema, non so dirti, poi mi dici tu come si sente, dato che io non riesco a sentire me stesso. Diciamo che i pronostici, e poi è venuto a stesso commento, così mi rimane a bocca. Comunque non riesco a sentire me stesso, in quel senso che tu non riesci a sentire, ovviamente. Valentina Catanzaro, vatta a cucca a casa Caruto. Anthony sta avendo cucchi lui, Anthony Portici fa i battuti di casa Caruto, hai ragione, brava Valentina, brava. Ma non c'è, guarda, no, oggi manca lei ci ha fatto una battuta, manca a farla apposta, ma bella e buona, però come è arrivata una battuta di Anthony Portici, che veramente sta là per là con il cancello, proprio la coppa YouTube, con questi battuti, comunque oggi 22:30, è arrivato un momento di salutare, io vado a salutare oggi 23:30, ho sempre paura che caschi la linea all'improvviso, quindi approfitto e vi saluto, ci vediamo
ovviamente come sempre su sta vita, pare Marzullo quando che hai sempre queste cose quando finisce il punto, comunque ci vediamo lunedì alle 21:30, sempre qui su YouTube, e niente, poi qua c'è più, poi ci saluta sempre perché mi fa piacere, tu che sei nella live dopo, e ci stanno sempre tanti, e quindi vi saluto perché mi fa piacere che ve la vedete non in diretta, ma la verità dopo, e niente, che sia, ci sentiamo, allo stato, un capo stacca. È stato buono, a lunedì prossimo, ciao a giù, e poi qua dovete andare a settimana sicuramente perché stiamo facendo una cosa. Ciao ciao, ciao a giù.